be strong. Don't let it go. Are you out there with someone else? Are you telling him no? In my mind, I walk away. Siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale uno. Non siamo un partito, non siamo una casta. Siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale uno. C'è un movimento senza capi né padroni, puoi trovarlo sotto la voce non associazioni, una rete di persone in connessione diretta. Siamo il popolo del web in diretta con le webcam e ci battiamo per le fonti rinnovabili, energia pulita, pannelli fotovoltaici, per l'acqua pubblica i diritti del cittadino. Stop al nucleare, lo capisce anche un bambino. Internet libera, gratis per... Signori, e io non ho parole. Signori, un Vaticano, va bene, ciao, mi segue dal 65, lei mi segue, è fantastico. Signori, siamo arrivati. Non è possibile. Allora sta succedendo, abbassate un po' ste luci, non vedo niente, non vi vedo. Sta succedendo, venite su, dove siete? Venite su, sta succedendo. Arrivo dal meridione, dalla Sicilia, dalla Sardegna, abbiamo liberato un sacco di persone, stiamo venendo su, sta succedendo qualcosa che era inevitabile, ma così presto io non me l'aspettavo. Io sono venuto a Padova l'ultima volta, quando è stato? Abbassa un po' l'audio, 2 anni fa, quando è stato? 1 anno e mezzo fa, 1 anno e mezzo fa, i vostri occhi non erano così. Erano sì curiosi per vedere l'ex comico, il pedagogo e il populista. Venivate qua, ma i vostri occhi, gli sguardi non erano così. Ma in tutta Italia. Ora cominciate a crederci anche voi. E ci stiamo credendo in un sacco. Vedere quello che sto vedendo io. Adesso qua forse non ve ne rendete conto, non lo so ancora. Il Veneto patisce forse un po' meno, non lo so. Ma allora partiamo di più, va bene, allora il patimento è lo stesso. Ma sta cambiando il modo di rubare. Non si ruba più nei supermercati, si mangia nei supermercati. Alla Caritas a Firenze non ci sono più gli extracomunitari che mangiano. Ci sono le famiglie di italiani con i bambini con lo sguardo basso. Si ruba negli orti. C'è qualcosa di incredibile, arrivo da cose, gente incatenata, gente che piange, pensionati che mi abbracciano. E allora in questa situazione qua dobbiamo vedere questa gente che va in televisione, che sono i responsabili di tutto questo, a dirci come uscire dalla crisi e dalla catastrofe che hanno creato loro. La prima cosa che faremo è: devono andare via tutti! Basta! Populismo, sì! Siamo populisti! Populisti, chi c'è? Che televisione c'è qua? C'è Santoro. Allora, per Santoro, al mio 3 populista, gridatemelo per favore, al mio 3. 1, 2, 3, populista! Sì. Allora nessuno deve rimanere indietro, nessuno. Ma io
io non lo so cosa sta succedendo. In un momento che non c'è lo Stato, non c'è più nulla. Siamo aggrediti in tutti, hanno paura, si vede che hanno delle informazioni diverse dalle nostre, hanno i loro sondaggi, quelli veri, non quelli televisivi. Sta succedendo qualcosa che si sono incattiviti sui giornali ogni giorno. Io o sono nazista, o sono fascista, odio le donne, omofobi, gay. Adesso vanno a scavare nella mia vita di 30 anni fa, vanno giù pesante, pesantissimo, su di me, la mia famiglia, su di loro, per l'amor di Dio, e questa è la loro debolezza, gli si torcerà tutto contro queste cose. Noi andiamo avanti come dei treni, cosa c'è lì? Scusate, cosa c'è? Ditemi che cosa c'è, il solito Rete 4 che fa casino, Allora, arrivano le televisioni e mandano in onda piazze vuote, vengono a filmare la piazza prima che arrivate voi, filmano un po', poi mi filmano dal basso verso l'altro da solo e poi la piazza vuota, fanno queste cose qui, ma non ci cadiamo più, non ci cadiamo più! E sta succedendo che in un momento così, in un momento che siamo senza Stato, pieni di burocrazia, di leggi, che ti fanno disperare, non c'è uno Stato. Io devo sapere dalla televisione, scusate, devo sapere dalla televisione che noi siamo entrati in guerra a bombardare, a fare la logistica, neanche bombardare, facciamo la logistica dei francesi al Mali. Scusate. Che cos'è? Ditemi che cosa posso fare per voi. Venite via tutti. Lasciateli stare. Sono i Chi sei? Rete Veneta, lascia la Rete Veneta. E che sei Rete Veneta, dai. Sono quelli che dopo mezzanotte vengono porno, no? No, quella lì è seria. Vabbè, perfetto. Allora lasciatela stare. Venite via, lasciatelo stare. Allora, però poi se fai un servizio del cazzo ti vengo a prendere. Allora, va bene. Allora, la Francia va a bombardare il Mali, il nord del Mali, perché magari c'è uranio, c'è l'oro, oppure una posizione strategica geografica, e noi facciamo la logistica dei missili, perché per loro che devono bombardare i Tuareg e i musulmani. Ma hanno messo sul giornale 2 giorni fa che io ho esortato Al-Qaeda a bombardare il Parlamento italiano, vi ricordate? Ora, tanta gente mi ha scritto, mi ha detto dai, è vero, vai avanti. Allora incitano stupidamente alla violenza, non era così. Io dicevo queste cose, che facciamo la logistica. Allora se vanno lì e con noi che facciamo la logistica e bombardano i musulmani e magari Al-Qaeda viene in Italia e fa una ritorsione perché noi siamo soci dei francesi, la responsabilità di chi sarà? Allora io non me la voglio prendere. A nome del popolo italiano, dell'articolo 11 della Costituzione, noi siamo contro queste fasi di guerriglia, guerretta e missioni di pace, logistiche e via logistica. Ho detto questo. Allora, e ho detto anche ho detto che se proprio vogliamo indirizzare i missili dei MiG francesi, allora gli diamo delle coordinate GPS giuste. E le coordinate giuste sono 41 gradi 54 primi, latitudine nord, 12 gradi 28 primi, longitudine est, è leggermente più a sud di Padova. E nella nostra capitale un puntino, nella nostra capitale una cosa che non serve a niente, nulla, il nostro Parlamento. Ho detto così e fin qui è scoppiato il casino che io voglio bombardare il Parlamento. Allora, hai capito? Allora, in un momento così, allora la prima cosa che facciamo, e ve lo prometto, li mandiamo via, ma prima di mandarli via tutti abbiamo diritto a un piccolo spunto digitale, una piccola soddisfazione. Facciamo una piccola verifica fiscale sui loro conti. Siamo tutti ingegneri qua. Qui sono tutti ingegneri informatici, abbiamo già i software pronti. Assolutamente, loro in un momento di depressione così, che non c'è governo, non c'è nulla, c'è gente che va in televisione a dire tutto e il contrario di tutto. Non c'è più l'antipolitica, non sentite più nominare l'antipolitica, è vero sì o no? Perché sono diventati loro, stanno dicendo le nostre cose, Dio mio, ma sentire questa gente qui, sentire questo, il PDL che dice non vogliamo condannati nelle nostre liste, e allora chi cazzo si candida a quel partito? Allora, e dire 2 legislature ci togliamo lo stipendio, e il nano
Il nano che va lì, vi restituisco tutto, vi ci metto delle pentole, ma io veramente, se vuole restituire qualcosa, Berlusconi ci deve restituire la differenza che ci deve dare indietro delle 3 concessioni date dalla Lema a lui, 3 concessioni delle televisioni all'1% del fatturato, la media è il 30, il 29 ce lo deve dare indietro. Ecco, se vuole restituire qualcosa. Ma vederlo qui, vedere Santoro che va ospite in una trasmissione di Berlusconi, ma io veramente non riesco a capire. Vanno lì a dire tutto il contrario di tutto. Monti ha detto bisognerebbe diminuire le tasse. Il redditometro nessuno sa chi l'ha messo, il padre del redditometro nessuno sa chi è, cos'è, chi ce l'ha messo. Gargamella del PD dice io non so cos'è, ma stiamo scherzando? In un momento di deficit, ma di tutto, dei consumi, fanno il redditometro in un momento così, solo a dirlo, i consumi si sono fermati del tutto, la gente ha paura, è normale. Fai il redditometro, uno studio di settore sulla tua famiglia in questo momento qua. Hai speso 1.000 euro 6 mesi fa, chi te l'ha dati? Mio nonno, dov'è? È morto. E loro fanno uno studio di settore, vogliono sapere come io spendo i miei soldi. Rovesciamo l'onere della prova, siamo noi che vogliamo sapere come loro spendono i nostri soldi. Allora è diverso. Ma è incredibile. E guardate che io non sono venuto a chiedervi il voto, non datelo, fate quello che volete, io vi dico solo quello che io ho già fatto e il movimento ha già fatto. Io ero un curioso anche prima del movimento, se vi ricordate andavo nelle piazze a dire che la Parma era fallita 2 anni prima, bastava una televisione che le potesse dire 10 minuti in un telegiornale e risparmiavamo il fallimento del risparmio di 30.000 famiglie, e ci andavo io, ma non ero un chiaroveggente, ero uno libero che poteva dire le cose, mentre questa informazione non lo è più. Mi compravo 2 azioni, andavo alla Telecom a dare del ladro, a dare del farabuto a quella gente lì come Tronchetti Provera che se ne andava lasciando 30.000 licenziati con 120 milioni di euro di liquidazione di bonus. Non si facevano trovare. E allora il nostro movimento ha fatto un'iniziativa insieme a quelli svizzeri. Abbiamo un'iniziativa 1-12, si chiama 1-12, la forbice 1-12. Un amministratore delegato non può guadagnare più di 12 volte lo stipendio del suo impiegato. Oggi siamo a 800 volte. Basta, siamo in emergenza. Chi ha di più, dà di più. Bene, una settimana fa mi compro 3 azioni del Monte dei Paschi. 3. Sono di Genova, mi sono mantenuto basso. E meno male, perché l'ho comprate a 5 euro, valgono 0,22. Mi sono fottuto 32 euro, tutte insieme. Per dirvi, sono andato a parlare alle 6 del mattino, mi sono messo in coda, perché questo è un paese che chi arriva primo parla. Sono andato lì e ho visto gli impiegati fuori con gli occhi gonfi perché 4.000 se ne vanno. Ho visto gli impiegati che si sono giocati il TFR investendo nelle azioni Monte dei Paschi di Siena a 5 euro, adesso valgono 0,22. Ho visto i piccoli azionisti che si sono vedere sfumato il loro risparmio. Gli unici tranquilli, gli unici perfetti con la loro minerale, seduti, con gli sguardi che chiacchieravano tra di loro, era il consiglio di amministrazione, con Profumo messo lì. E allora io sono andato lì, mi sono messo la mia giacca, mi sono messo la camicia, la cravatta, non ce l'ho fatta. E ho detto non dico neanche una parolaccia, sono stato calmo, non so se avete visto il filmato, sono andato lì calmo e ho detto signori, questa è la più antica banca del mondo, valeva prima del 95 20 miliardi di euro, adesso vale meno di 2 miliardi ed è impicchiata. Nel 95 avete fatto una cosa incredibile, avete fatto una fondazione e ci avete nominato dentro, dalla regione, dal comune, dalla provincia della Toscana, ci avete messo dentro tutti quelli dei DS e del PD, sono entrati dentro, e dal 95 voi avete fatto una cosa di una disonestà incredibile, vi siete appropriati di cose che non erano vostre, che erano dei senesi, dei toscani, palazzi, tenute, assicurazioni, c'era tutto, 20 miliardi
miliardi di roba, se la sono messa sul mercato, hai capito? Ha dato alla finanza, c'è entrato Ligresti, scusate, c'è entrato Caltagirone, c'è entrato Gnutti e non c'è rimasto più niente, se la sono spolpata viva. Non c'è più niente questa banca. Bene, signori, poi hanno comprato una banca, l'Anton Veneta, tanto per venire in Veneto e fare un po' di cose. L'Anton Veneta, che valeva 3 miliardi, la pagano 10 e si mettono dentro 7 miliardi di perdite dell'Anton Veneta. Quindi 10 meno 3, 7 più 7 miliardi, 14. Io guardo Profumo e dico, voi avete un buco di 14 miliardi di euro. Lui mi guarda e mi dice, buco? Buco? Ma dove ha preso questi dati? Ancora prendere per il culo, perché non è un buco, è una minusvalenza. Allora sulle parole, e invece io sono stato basso, il buco non è di 14 miliardi, il buco è di 21 miliardi di euro, 2 volte la Parmalat, è il più grosso scandalo finanziario della storia della Repubblica e qui sono implicati tutti e mandano Profumo, uno vissuto a pane PD per tutta la vita, doveva entrare una commissione per prima cosa fare una roba, mettere sotto processo tutti i dirigenti del PD dal 95 a oggi, mettere sotto processo tutti quelli che dovevano controllare Banca d'Italia e Coso immediatamente e tirare fuori i soldi. I soldi abbiamo bisogno, siamo in emergenza. E invece allora capisci perché c'è lo scudo fiscale che è passato. Col fatto che il PD non è andato a votare ha fatto passare la legge dello scudo fiscale. Ora capisci che si puliscono i soldi col 5%. Tutti rovinano di tasse, si arriva al 60-70% e loro col 5 se li riportano lì. La prima cosa che faremo, andiamo là e chiederemo nomi e cognomi dello scudo fiscale e dovremmo riportare il 40% di differenza qua. Lo facciamo. Dei risparmi, le banche non è un nome, le banche sono le famiglie che ci hanno investito, quindi va salvata. Allora se va salvata la nazionalizziamo, diventa una banca di Stato, ci mettiamo dentro dei cittadini normali, la controlliamo con la trasparenza, con la rete. Ma dobbiamo tirare fuori i soldi da queste cose qui. E che cosa fa Napolitano? Sono implicati tutti i vertici. Andiamo alle elezioni e Napolitano dice c'è la privacy. Invece di dare un pugno sul tavolo e gridare fuori i nomi, fuori i soldi. Non si può andare alle elezioni con questa gente che è ancora lì. Ma è incredibile sto paese. È incredibile. E allora Napolitano è lì. Non so cosa faccio. Allora la prima cosa che dobbiamo fare è fare questa cosa qui. Mandarli a casa. Fare una piccola indagine fiscale. E entrare, e la prima cosa con questi soldi, se le recupereremo, e le recupereremo perché ci sono, fare immediatamente per emergenza un reddito di cittadinanza, immediatamente, per chi sta male. Io non voglio più vedere gente che mi abbraccia, che si incatena, che va lì 500 euro al mese sfrattati di casa, basta. Io arrivo dal Sulcis, da Carbonia, da una terra meravigliosa dove vanno a fare i minatori a 1200 euro al mese sottoterra e non li pagano neanche, sono lì sottoterra senza nessuna assistenza, senza niente, abbandonati lì. Abbiamo questo paese che si è spolpato vivo chiunque. Allora reddito di cittadinanza significa che si dà 1000 euro a testa a chi perde il lavoro, agli esodati, a chi non ce l'ha, a chi perde, non sa, sottoccupato. Si fa una cosa così. Allora si fa come in tutti i paesi d'Europa. Allora 3 anni, io ti do un sussidio, ti dico ti do 3 lavori, ti propongo 3 lavori, se non l'accetti perdi il sussidio. È così in tutta Europa tranne che da noi e in Grecia. E ti dico, il lavoro, questa parola maledetta che è diventata il lavoro da andare a fare il carbone sotto 1000 metri non è lavoro. Il lavoro di fare studiare i tuoi figli, che li fai laureare, fanno il master a Londra, tornano e poi vanno a impiegarsi in un call center a 500 euro al mese. Quello non è lavoro, che ci vanno i figli della Fornero a fare questo. Noi diamo un po' di tempo. Il lavoro è questo. Il lavoro è appalti di aerei vanno fuori pista perché c'è l'appalto dell'appalto. Tu dove sei? Felice, dove sei? Galà, dov'è? Perché qui? Abita lì?
Ma c'è lui? Non ho capito. C'è il Galan? Con la pupata là sopra. Ma la Pupato mi piace, la Pupato era del Movimento 5 Stelle, poi ha fatto una svolta, un'inversione, ha fatto un carpiato compreso. Bene, a parte non parliamo di questo, è vecchia storia, ormai è vecchia storia. Non parliamo di questo. Io voglio dirvi cosa faccio, cos'è il lavoro. Il lavoro lo vedete anche, sta scomparendo, bisogna che ce lo reinventiamo, cari signori. Il lavoro, sotto questa parola, è diventato obbrobriosa questo lavoro. Tutto il lavoro è una parte importante della tua vita, ma non può essere tutta la tua vita. Il lavoro, gli appalti degli appalti, vai a vedere poi i lavori li fanno con la Berkestein, le imprese, non so, rumene o polacche, arrivano qua le imprese rumene a metà prezzo, poi vai in Romania e l'appalto lo danno alle imprese georgiane, vai in Georgia, le imprese sono del Tagikistan, vai in Tagikistan, sono delle russe, è incredibile questo abbassamento del lavoro verso la schiavitù. C'era più umanità al tempo dei romani, quando non c'era democrazia, che avevano lo schiavo. E io vedo gente così. Allora la prima cosa è questa, l'abbiamo fatto. E poi la piccola e media impresa, cose che abbiamo fatto. Non ci credeva nessuno della Sicilia, vai in Sicilia, c'è la mafia, stai attento, il voto di scambio. La crisi non dà più aspettative a nessuno, neanche a quelli che scambiano, ti danno il lavoro ma lo stipendio ce lo metti tu. La Sicilia. Mi sono alzato una mattina e ho detto cosa faccio? A 65 anni sto in casa, faccio il pensionato e vedo i miei 6 figli, 2 dei quali in Nuova Zelanda o in Australia. Cosa faccio? Mi sono alzato, mi sono buttato a nuoto nello stretto di Messina. Sono arrivato di là e ci ho messo mezz'ora meno del traghetto. Ma capisci? Mezz'ora di meno. Sono arrivato là e siamo diventati il primo partito in Sicilia. Non ci credeva nessuno e abbiamo messo 15 persone straordinarie che la prima cosa che hanno fatto si sono decurtati lo stipendio del 75%, perché lo stipendio in Sicilia, il parlamentare siciliano prende 20.000 euro al mese, loro ne prendono 2.500, hanno preso la differenza, l'hanno messo su un conto della regione e con questo 1,5 milioni che avranno fanno microcredito alle piccolissime imprese della Sicilia, artigiani, pescatori, agricoltori. È questo. Nessuno deve rimanere più indietro, dobbiamo sentirci una comunità, ma io sono quello che vi dico. Io faccio il mio lavoro, me lo faccio anche pagare, sono venuto tante volte a Padova a fare spettacoli nel Palazzetti, no? Avete pagato il biglietto. E beh, una parte sarà quello, ma un'altra parte lo dedico agli altri, a loro, a voi. Faccio lo stesso lavoro qua sopra. Faccio lo stesso lavoro di prima, sono 25 anni che parlo di queste cose, delle macchine a idrogeno, della spazzatura, dello spazzolino che butti via solo il pezzettino, dei rifiuti, sono 20 anni, però dedico una parte del mio lavoro agli altri. Chiunque di voi deve fare altrettanto, che faccia il carpentiere o che faccia l'idraulico o l'ingegnere o l'architetto, una parte del proprio lavoro agli altri. Così usciamo, solo così usciamo. E può essere Evangelo, lo Stato non c'è e quando non c'è ti fa paura, hai paura della cassetta delle lettere, di vedere sbucare qualcosa. È uno Stato dove non c'è lo Stato, c'è la burocrazia. È uno Stato dove non c'è lo Stato e ci sono però 275.000 leggi che non ci capisce niente nessuno e per aggirarti lì devi avere un avvocato e se non è l'avvocato che costa molto vai in galera è pieno di gente che non può permettersi gli avvocati. Questa è la macchina della giustizia e ve lo dice uno che ha rapporti quasi settimanali con la giustizia. Io ho 86 processi, 22 più del nano che va a fare la vittima in televisione. E io non facevo il Presidente del Consiglio, faccio il comico, pensa a te. Noi abbiamo un sistema che è da reinventare, una macchina della giustizia che non funziona più. Abbiamo 9 milioni di processi, 9! La Gran Bretagna ne ha 300.000, 9 milioni, siamo al 147esimo posto su una graduatoria di 158 paesi, come lunghezza dei processi amministrativi e penali.
abbiamo un fisco che non si riesce a capire. Io voglio un rapporto chiaro, voglio capire quello che c'è, non devo aver bisogno di un commercialista che fa uno sbaglio e lui non c'entra, c'entro io, entro in una catarsi che non finisce più. Io voglio avere un rapporto onesto e diretto con l'ufficio delle entrate. Io voglio che l'ufficio delle entrate mi chiami, mi mandi a chiamare, io do tutti i documenti, poi è l'ufficio delle entrate che mi fa la dichiarazione, mi fai la dichiarazione tu, ti do 200 euro, mi fai la dichiarazione dell'anno e poi in quell'anno lì non mi devi più rompere i coglioni. E questa è la cosa, e questo è il populismo. Ma come fai? Ma come fai? 9 anni, 10 anni, una causa di credito per prendere dei soldi. Non ce la fai, nessuna impresa viene a investire con una legislatura così. Io ho cause. L'ultima, sono andato a Torino, sono stato denunciato penalmente perché sono andato a dare una mano a quelli del Notav. Sono entrato in una baita a brindare con questi ragazzi al freddo. Bene, mi è arrivata una denuncia penale che io e il mio avvocato appena l'ha letta ha fissato il vuoto. Perché la denuncia è rottura di sigillo già portato via dal vento. E che cazzo c'entro io? Va la corte in piedi, arriva la corte, questa magistratura che ti incombe lì, che sembra se ti fa paura. Questa Cassazione ogni anno, la Cassazione arrivano con gli ermellini, le cose rosse come il Papa con i vescovi. Cazzo, e alla corte si alza tutti seduti in piedi, sigillo portato via dal vento. Avevo paura, ho detto datemi 5 anni, ma lasciatemi andare via da qua. Ma non bastava uno con giacca e cravatta, mi diceva vieni qua, hai rotto un sigillo, 50 euro, te e vai a fanculo. Ma allora non si può, entri in un tribunale, hanno i faldoni, le immagini dei telegiornali, dei tribunali, sono sempre uno inquadrato dalla vita in giù, con una borsa che gira, con dei documenti. È sempre, deve essere l'operatore della televisione, è sempre lo stesso. Ci sono i faldoni, uno va lì, prende tutto su carta, digitalizzare i tribunali. Signori, abbiamo 240.000 avvocati. Il numero di avvocati di Roma sono maggiori che tutti gli avvocati della Gran Bretagna. Il numero degli avvocati a Milano sono maggiori di tutti gli avvocati della Francia. Non ce la possiamo fare, c'è una domanda di giustizia che è enorme. Ogni anno aumentano di 150.000 gli avvocati, bisogna andare nell'università e bloccare le facoltà di giurisprudenza perché non ce la facciamo più. Ma allora bisogna rimettersi lì e rifare questo paese, il pensiero, voglio un pensiero nuovo, non voglio parlare di spread e arriva questo padre Merrill, parlo di Monti, l'esorcista, arriva qua in un paese fallito. Un paese fallito e dice qualsiasi cosa fate, qualsiasi governo viene dopo di me. Ma l'avete sentito? Questa è l'agenda. Qualsiasi governo venga dopo di me, voi siete costretti a fare quello che dice le banche straniere, le banche francesi e tedesche. Ma è incredibile. La spending review dura 25 anni. E noi siamo massacrati da un debito pubblico di oltre 2.000 miliardi che arriverà a 100 miliardi di euro di interessi. Non abbiamo più possibilità, o fermiamo il debito, o ricontattiamo il debito, congeliamo gli interessi, se no moriamo. La crescita non ci sarà più per i prossimi almeno 5 anni. Non si cresce, i posti di lavoro non si hanno con la crescita. La Germania ha raddoppiato la produzione di tutto in 20 anni, il lavoro è sceso del 15%. Bisogna vedere il lavoro cos'è. Analizzate il nostro PIL, prodotto interno lordo. Analizzatelo. Un terzo del nostro PIL, che si chiama ricchezza, la chiamano, invece è un costo. Bene, un terzo del nostro PIL è fatto con un lavoro, perché facciamo il lavoro per fare delle cose che crollano, fatte male. Un altro terzo sono le riparazioni alle cose che fai male. Quindi è un terzo il lavoro giusto. Allora dovremmo lavorare un terzo. Allora il pensiero dell'economia, questa gente che va in televisione a parlare di spread, a parlare di spending review, di soldi, l'economia è un'altra cosa, è fare le cose con meno energia.
meno materiali e meno lavoro, dovremmo ragionarci su queste cose qua, sono i parametri con cui lavorano i politecnici tedeschi e svizzeri, è quella la politica, fare una casa che fa energia, non la consuma, e invece produciamo gas, stocchiamo gas, trivelliamo in Emilia, in Romagna, in Sicilia, a Pozzi, trivelliamo il gas, sapete perché? Perché per stoccare gas lo compriamo in estate che costa meno, lo stocchiamo sotto il culo a milioni di persone che non sanno niente, poi si rivende in Europa in inverno che costa di più. Abbiamo pale eoliche in tutta Italia che staccano, le vedi girare ma non sono collegate alla rete, perché fanno più energia elettrica delle centrali a carbone dell'Enel. E allora non staccano il carbone che è il passato, staccano il futuro che sono le pale eoliche. Lo Stato si deve riprendere in mano queste cose, l'energia. Io voglio un piano energetico di 20 anni, non di 5 giorni. Io voglio che lo Stato si riprenda, l'Eni. Mi devo incazzare di meno. Ma perché devo capire? Ma allora lo Stato si deve riprendere queste cose. Io voglio uno Stato che ci sia, che mi senta protetto, che non mi faccia fallire. Io voglio che la piccola impresa sia protetta da queste regole qua. Adesso noi a Treviso, fra 3 giorni, incontreremo i piccoli e medi imprenditori veneti. Perché hanno capito che il Movimento 5 Stelle è sulla loro falsariga, ci hanno dato consigli, li abbiamo accettati, li abbiamo messi dentro e se volete li andate a leggere, ve li leggo io. Attribuzione del Made in Italy solo a aziende che producono in Italia, basta questa finta del Made in Italy, affanculo. Guardate che è pazzesco, il Made in Italy è una roba che abbiamo solo noi e forse qualche francese. Ma è incredibile, noi siamo il secondo produttore di olio d'oliva del mondo e siamo il primo importatore di olio d'oliva del mondo, perché arriva tutto l'olio marcio, lampante dalla Spagna qua, lo tagliamo col nostro, ci mettono un bel Made in Italy e riparte con €1 al litro in più. Sono queste le cose, crediti dallo Stato in pagamento entro 60 giorni, entro 60 giorni. C'era la televisione danese l'altro giorno qua sul palco e ho detto a voi lo Stato a che livello paga? Entro o oltre 60 giorni? Non capiva. Come paga? Mi ha detto lo Stato quando vai lì con la fattura ti paga. Cioè non capiva. Noi siamo in Europa e non sappiamo niente dell'Europa. Non sappiamo nulla dei danesi, dei norvegesi, se non fosse per qualche trasmissione ogni tanto così che ci fa conoscere. Io sono andato 3 volte in Europa, traducono una legge in 17 lingue, parte una legge in olandese, la traducono in 17 lingue, arriva che è un'altra cosa. 1/3 del bilancio va all'agricoltura e questo terzo del bilancio arriva alle multinazionali, alle grandi cooperative e il contadino deve produrre a più di quello che vende. Io arrivo dalla Sicilia, i pescatori, la più grande flotta d'Italia, Mazzara del Vallo, deve usare le reti che gli obbliga l'Unione Europea a maglia larga, perché a nord dell'Europa pescano lo storione e a maglia larga lui deve pescare il gamberetto fa lo slalom nella rete, non può pescare il tonno perché è proibito, arrivano i pescherecci giapponesi e lo portano via tutti, sono pronti con le fiocine. E gli agricoltori prendono 1.800 euro dall'Unione Europea per trapiantare la vigna del vino siciliano e metterci la vigna francese. C'è una paranoia in giro, c'è qualcosa di metafisico che non si riesce a capire. Io voglio ridiscutere tutte queste leggi, le voglio ridiscutere. Io voglio un protezionismo della mia agricoltura, dell'artigianato, della piccola e media impresa. Voglio proteggerlo. Abbiamo la più alta pressione fiscale d'Europa, 71%. Un piccolo imprenditore per pagare le tasse ci mette 32 giorni della sua vita per pagare le tasse. Defiscalizzazione degli investimenti, chiusura di Equitalia, basta questo ricatto di queste gente. Prima riformiamo le leggi, lo so, è demagogia, lo so. Prima bisogna riformare le leggi, poi chiudiamo Equitalia. Io voglio avere un rapporto col mio comune, il comune deve conoscere i propri cittadini. Si farà direttamente. In Francia, se dimostri che stai evadendo il fisco perché non ce la fai, lo Stato ti aiuta. Qui ti fa chiudere. Qui stanno chiudendo tutto l'agroalimentare in Italia, l'agroalimentare che dovrebbe essere sacro.
Sconti contributivi per assunzione di giovani sotto i 35 anni. Assumi, ti tolgo un po' di contributi. Mi sembra normale. Eliminazione dell'IRAP, una tassa sui costi, più assumi più ti tassano. È un'estorsione. Defiscalizzazione dei redditi nei primi 2 anni dell'impresa. Eccola. Cos'è della Valle? Ah, Prato della Valle, noi non pensavamo, signori, abbiate pazienza, siete degli ottimisti, perché avete la piazza più grande d'Europa, ora, lì, no, l'aveva già prenotata Casini. Come sta? Posso andare avanti o ci fermiamo un attimo? Ma meglio, ok, meglio? Si riprende? Va bene. Ma me lo dite, ci fermiamo. Intanto vi do 2 notizie. Siamo con questo signore che è un ingegnere elettronico, siamo in diretta streaming con la Cosa, oltre a questa piazza qua, di questa gente qua, in quanti siamo collegati, oltre 7.000 persone ci stanno seguendo da tutto il mondo. È bellissimo, i nostri connazionali ci chiamano e ci dicono cose straordinarie, ci dicono cose bellissime, poi ve li presento perché sono quelli arrivati apposta dall'estero. È bellissimo, ci mandano Twitter da dire: se fate questo cambiamento e create questa speranza, veniamo tutti giù di nuovo, tornano tutti, tornano la fascia bellissima dei nostri giovani. Bene. Defiscalizzazione dei redditi nei primi 2 anni di vita dell'impresa, senza tasse nei primi 2 anni, apre una partita IVA, un giovane, cazzo sempre lì a pagare l'INPS a partire dall'inizio dell'impresa. Collaborazione tra università e imprese, con stage delle imprese dentro le università per creare posti di lavoro direttamente con gli studenti universitari. Ora, se poi avete qualche altra idea, la mandate, la aggiungiamo. Fra 3 giorni siamo a parlare col piccolo e medio imprenditore, l'associazione dei piccoli e medi imprenditori che ci hanno invitato, mi hanno invitato. Vediamo se siamo sulla stessa sintonia e vediamo cosa succede. Signori, qua il paese deve cambiare immediatamente, sta già cambiando. Dietro di me vedete delle persone. Noi siamo gli unici al mondo che abbiamo fatto le elezioni online. Online, vengono tutte le televisioni a riprendere qua. Avevo l'Herald Tribune, avevo le televisioni coreane, giapponesi, danesi, finlandesi. Io per la prima volta a 65 anni non sono un pivelletto, perché mi dicono: ma la rete, internet, e come fanno i pensionati? Non mentite, perché i pensionati dopo mezzanotte, se vai a vedere chi è in rete, sono solo i pensionati, non dormono, sono sempre lì che sanno tutto sui farmaci, su cose. Bene. I magistrati che si prestano a giochi oscuri brutti, fanno da porta, da faccia, da faccioni, e dietro sono sempre la solita politica. I magistrati non dovrebbero entrare in politica, o se no lasciano la politica, lasciano la magistratura e dopo 4-5 anni entrano in politica, in modo che decanti quello che sanno. Invece vanno lì, si candidano in tutte le circoscrizioni e sanno benissimo che la gente vota l'immagine, perché non c'è il voto di preferenza, e entra al secondo perché lui è già candidato in un'altra regione. Noi non facciamo questi trucchetti qua. Questa gente, guardate, la gente di qua, candidata alle parlamentari, faranno senatori, faranno i deputati. Ma è una cosa magnifica. Noi usiamo questi strumenti, non sanno neanche cosa siano questi strumenti, questa gente qua. Ci ha provato a aprire una pagina Facebook, Monti ha aperto una pagina Facebook, è stato fantastico perché c'era scritto: ho ricevuto molti complimenti ma anche qualche critica. 2,5 milioni di vaffanculo ha preso. Guardate che non c'è nessuno che venga in una piazza, non c'è nessuno, hanno un terrore fottuto. Signori, hanno un terrore fottuto. Io ve lo dico perché nessuno gira, ho girato tutta l'Italia, vanno nei bar, vanno nei ristoranti, vanno con la Digos, protetti dai carabinieri. E quando li molleranno, perché la Digos, i carabinieri, la polizia, ha le palle piene di scortare questa gente, andare a far shopping, basta! E tra un po' li molleranno.
Ecco, allora è quando ci dicono, la critica che ci fanno sai qual è? Che non abbiamo esperienza. Che non abbiamo esperienza di entrare in Parlamento. E qual è l'esperienza di un parlamentare? Ecco, a parte quella lì non è esperienza, quella lì è l'indole, è diverso. Ma che cos'è? Cosa fa un parlamentare? L'avete mai visto? Pigia un tasto elettronico, dice sì o no a una direttiva del suo segretario di partito. Sì o no? E pigiano cose e votano leggi che non capiscono, perché sono scritte in modo che non si capiscono. Io, guardate, vi leggo due cose, abbiate pazienza, sul patto di stabilità di padre Melling, l'esorcista. Vieni, Monti. Allora, questa è la legge di stabilità che dovrebbe assumere e dovrebbe eseguire chi andrà al governo. Ma te pensa che mente hanno questi qua? Hanno già deciso che chiunque sarà eletto farà questo. Ma se noi andiamo alle elezioni, l'agenda Monti sarà l'agenda Monti. Noi abbiamo la nostra agenda del Movimento 5 Stelle. Allora, vi dico cosa dice la legge di stabilità, la vecchia finanziaria. Capitolo 11, comma 11, articolo, il titolo, finanziamento di esigenze indifferibili. Ma senti, al fine di finanziare interventi di natura assistenziale in favore delle categorie di lavoratori di cui gli articoli 24, 14 e 15 del decreto legge 6 dicembre 2011, numero 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, numero 214, 6,2 ter del decreto legge 29 dicembre 2011, numero 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, numero 14 e 22 del decreto legge 6 luglio 2012, numero 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, numero 135, ieri sera la legge è stata approvata. L'ho letta col mio avvocato, voleva venire lui a spiegarvelo, ma è in analisi. Allora è chiaro che quando questa gente deve decidere su cose che non capisce, devi analizzarli sotto il profilo psichiatrico. Pensa tu tutto il giorno che fai una cosa che non capisci. Allora qual è la professionalità di un deputato oggi? Far vedere che è una persona credibile e di spessore dove? Non in Parlamento, in televisione, in quei cazzo di talk show lì, o con la stampa, con i loro lecchini giornalisti. È questa la loro vita, è questa. Noi invece entriamo a prenderli. Presidente della Repubblica, ci vuole la privacy? No, tu spendi 242 milioni all'anno senza privacy, 18 giardinieri, 3 Maserati che non riesce neanche a guardare l'interno, o Giorgione, bene, 16, 17, non so quanti ne abbia giardinieri, so che Buckingham Palace ne ha 4. La regina, quando ha saputo questo, ha detto: ma che piante esotiche avranno in Italia con tutti questi giardinieri? Bene, andiamo a prendere via i vitalizi, via doppi incarichi, via andare in pensione dopo 35 mesi, basta, via le auto blu, via tutte queste robe qua. Basta, via le province, via le province, noi non ci siamo mai candidati, per le province perché le vogliamo abolire, si aboliscono, sono 11 miliardi, 4 servono a reintegrare chi ci lavora, ne prendiamo 7, accorpamento dei comuni sotto i 5.000 abitanti, c'è Montemortone vicino a Sondrio che ha 27 abitanti e 26 sono impiegati al comune, ne hanno lasciato fuori uno per far vedere che ci sono i cittadini. Allora, ci sono, poi andiamo a prenderli, andiamo a 98 miliardi di evasione ed elusione fiscale, delle slot machine, delle concessionarie di Stato. Il colonnello Rapetto, che aveva messo su una task force per andare a vedere tutti questi sistemi di evasione, è stato allontanato, è stato esodato anche il colonnello con tutti i finanzieri per bene che c'erano. Questo è il nostro. Non ci sono i soldi, 600 milioni dell'Afghanistan, perché non li portiamo qua? Andiamo lì, i soldi per comprare 2 sommergibili da guerra, abbiamo i soldi per comprare i bombardieri F-35 e togliamo 400 milioni all'università, alla scuola, alla sanità. Io voglio uno Stato che si riprenda la scuola, l'acqua, la sanità, le concessionarie autostradali, non 1,3 miliardi ai Benetton, ce li riprendiamo noi quei soldi lì. Sono le nostre strade. Ora io devo calmarmi,
perché poi mi danno sangue infetto, l'ho letto amici, sai che vi abbiamo seguito. Bene, sangue infetto, ancora gente che si è ammalata di AIDS e di immunodeficienza perché per anni è stato venduto il sangue infetto in tutto il mondo, è stata una delle concause dell'AIDS in tutto il mondo. Abbiamo ancora malati che non sono mai stati risarciti. Ecco le fasce umili, ecco chi bisogna aiutare. Allora abbiamo oggi, e queste cose non dovrebbero più succedere, non si deve più vedere un cartello, e abbiamo 110.000 persone in Italia che percepiscono una pensione che va da 10.000 euro al mese a 92.000 euro al mese. Siamo in emergenza, mettiamo un massimo di 4.000 che ci puoi vivere e gli altri li prendiamo e facciamo il reddito di cittadinanza e la piccola e media impresa. I soldi ci sono e li andremo a prendere. Quindi signori, io adesso parlate, venite qua. Io vi dico una cosa, se mettiamo dentro 100 persone così dentro il Parlamento, apriremo il Parlamento come una scatola di tonno, vedrete cosa succede. Verrà fuori tutto, inciuccetti dove vanno i soldi, le mogli, gli amanti saranno finiti. Ecco perché hanno paura, hanno una paura fottuta, perché quando entriamo noi non si ruba più, perché ti mettiamo un riflettore sopra e un ladro illuminato è costretto a diventare onesto. Noi siamo un disinfettante naturale e sono persone che vanno lì incensurate, sono tutte incensurate, faranno 2 mandati a casa, uno stipendio normale e non sono iscritti a nessun partito, né di destra né di sinistra, perché noi non siamo né di destra né di sinistra. Le idee sono o buone o cattive, no, o di destra o di sinistra, e adesso si presentano. Brava! Sì, dimmi. Sei un missionario dello Zimbabwe, sì. Sì. Questi. Senta, pensa a te. Guarda, quando tu fai queste cose, un missionario dello Zimbabwe che l'hanno certificato come squilibrato mentale, non ne esci più. Io ho degli amici che hanno cioccato un po', gli hanno fatto un trattamento obbligatorio, non ne esce più, la sua famiglia è disperata, la sanità in questo paese è veramente una cosa incredibile, ed è la prima cosa. Fanno i tagli orizzontali, chiudono gli ospedali, ma la sanità è un'altra cosa, la salute è un'altra cosa dalla sanità. La salute dipende da 2 fattori, la salute dipende dal tuo stato sociale, più abbassi lo stato sociale delle persone, più le persone si ammalano. Allora ecco, dove risparmi? Se risparmi sul welfare li paghi in sanità. La sanità è diventata un casino, è il grado di informazione, o c'hai le informazioni giuste o muori, o ti metti in un angolo e muori come uno scemo. Oggi vai nei pronto soccorsi di tutta Italia, ci sono gli avvocati fuori, i pronto soccorsi pieni di malati sulle barelle fuori e gli avvocati fuori. I medici di famiglia guadagnano più dei chirurghi in ospedale, ma cazzo, i medici di famiglia li mettiamo dentro i pronto soccorsi che si prendono gli ammalati che vanno lì che non c'hanno un cazzo, che sono l'80%. Allora il medico ha paura che lo denunci, quindi si deve fare l'assicurazione, e se c'è una cosa complicata ti lascia fuori, ti fa fare esami. Il 50% delle TAC in questo paese sono inutili, il 50% delle risonanze magnetiche sono inutili. Abbiamo una domanda di sanità che è incredibile, signori, è incredibile. Gli ospedali sono zone pericolose, le protesi si rompono. E allora qui bisogna riprendersi in mano le situazioni, il rapporto col medico. Non puoi neanche tu fare una vita che mangi di tutto, non ti muovi, fumi, bevi tutta la vita, poi vai dal medico e dici mi salvi la vita. Non ti può salvare la vita. Allora la prima è la prevenzione, l'ambiente, dove viviamo è la salute, dove viviamo. Chiudiamo sti cazzo di inceneritori, cementifici, biomasse, allora togliamo il petrolio, bruciare il carbonio, risaniamoci l'ambiente, è la prima cosa. I tumori arrivano da 3 fattori ambientali: cosa bevi, cosa mangi e cosa respiri. Il resto può essere altre cause, ma la maggior parte è questo. È quello che vorremmo fare.
una visione di futuro, una visione a 20 anni, Dio mio, a 20 anni. Io voglio sapere che ambiente avrà mio figlio tra 20 anni, che acqua berrà, come si muoverà, che tipo di energia. Lo voglio sapere adesso. La politica deve essere semplice, non il capitolo 4 che modifica il comma 5 del capitolo 7. Io voglio capire e tutto ciò che capisco pago, se no non pago più quello che non capisco. Scusate questa cosa, mi ha fatto... Lan e la Puppato che sono in diretta a Rai News e sentono le nostre voci, quindi entriamo in diretta nei Rai News. Allora io direi di fargli un saluto tutti insieme. No, aspetta, possiamo... No, è bellissimo, perché sentono e entrano nel fonico lì. Allora, tutti insieme al 3, cosa gli possiamo gridare? Andate via? Andate a casa? No, vaffanculo, andate a casa, a casa, a casa, a casa 3 volte, a casa, a casa, a casa. Allora, 1, 2, 3, a casa! A casa!